E dunque alla vigilia della parziale fine del lockdown ripercorriamo le tappe di ciò che abbiamo vissuto in questi mesi con Francesco Vitale. In principio fu una notizia che arrivava da lontano, niente di meno che dalla Cina. Una misteriosa polmonite dal nome regale coronavirus stava colpendo molti abitanti della provincia di Hubei e in particolar modo stava mietendo vittime nella città di Wuhan. Un virus forse trasmesso dagli animali all'uomo, raccontano i primi dispacci di agenzia. Davanti ai TG della sera ascoltavamo le notizie che arrivavano dall'Oriente con malcelato disinteresse. I più attenti pensavano che la vicenda cinese tale sarebbe rimasta e che l'Italia non avrebbe avuto nulla da temere. Al massimo avremmo avuto qualche caso, come in fondo era già accaduto con la SARS. Le loro condizioni cliniche sono in continuo monitoraggio da parte del personale della struttura sanitaria. Le nostre certezze cominciano a vacillare quando una coppia di cinesi in viaggio in Italia e che ha trovato alloggio in un albergo romano accusa tutti i sintomi del virus. L'albergo viene sigillato, marito e moglie vengono ricoverati allo Spallanzani, dove le loro condizioni appaiono subito molto gravi e si scopre che hanno attraversato mezza Italia con un'auto a noleggio. I medici dello Spallanzani salvano loro la vita, ma il nostro ottimismo non demorde. Passano pochi giorni e il risveglio, una mattina di fine febbraio, è amaro. L'intera provincia del Lodigiano è stata contaminata, bisogna sigillarla proprio come l'hotel romano. Il focolaio maggiore viene individuato in una piccola e fino ad allora sconosciuta ai più cittadina che si chiama Codogno. Qui viene individuato il paziente 1. Invita la popolazione a restare a casa. Quel giorno il nostro ottimismo si trasforma in paura, ma non sappiamo ancora quel che ci aspetta. 100 giorni di calvario in lockdown, le nostre abitudini travolte e stravolte, la nostra libertà appesa ad un lasciapassare, il nostro volto coperto perennemente da una mascherina. L'infezione dal Lodigiano si propaga in Lombardia e poi nel resto del paese. I morti sono decine, centinaia, poi migliaia. Impauriti e confusi, viviamo in un tempo sospeso, in un vuoto che non riusciamo a colmare. Ma rispettiamo le regole e a mani giunte speriamo che questo incubo passi presto. Ma non è vero, ragazzo! Cantiamo dai balconi e facciamo un tifo sfegatato per medici e infermieri, come in una partita di calcio immaginaria, perché anche il campionato si è arreso al corona. Domani è un altro giorno, domani ricominciamo a vivere con lentezza e accortezza, come se uscissimo tutti dalla terapia intensiva. Buona vita!